Non è mai stata effettuata una perizia psichiatrica? Che mi risulti a me no. Può darsi che chiederemo una perizia psichiatrica a questo punto perché se viene accertato nel processo che questi sono i fatti, penso che qualche disturbo della personalità ci sia, insomma. Nonostante i numerosi precedenti penali, la maggior parte per reati sessuali, all'avvocato del Foro di Cagliari, difensore di Mulas, non risulta sia mai stata effettuata una perizia psichiatrica sul 45enne, accusato di aver stuprato una bambina di 11 anni a Mestre, e aggiunge con tutta probabilità questa volta verrà richiesta. Al momento tra i due non c'è ancora stato un colloquio approfondito, spiega il legale, che deve analizzare gli atti. Per adesso è proprio quasi scioccato, non dice nulla, insomma. Poi insomma con le carte cercherò di vedere bene il tutto, cercheremo naturalmente di far emergere tutta la verità dei fatti, su questo non c'è alcun dubbio, di garantire che il mio assistito abbia un equo processo, insomma, perché naturalmente avremo tutto il pubblico contro, perché naturalmente il fatto è astrattamente di una gravità inaudita. Numerosi gli elementi a carico del 45enne, in primis il portafoglio trovato dai carabinieri nell'abitazione della bambina, risultato poi decisivo ai fini della cattura, senza contare i precedenti. Ultimo la denuncia della Polizia Ferroviaria di Torino, che l'ha trovato in possesso di un coltello solo 2 giorni prima dello stupro a Mestre. E poi i suoi profili social, uno nuovo ogni cambio di città, in cui spesso lanciava messaggi per conoscere nuove ragazze. Intanto, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP che ha convalidato il fermo, Mulas è stato trasferito dal carcere veneziano di Santa Maria Maggiore a Gorizia. È più idoneo per i detenuti accusati di violenza sessuale. Nel frattempo il presidente Zaia fa sapere che parlerà del caso col ministro Nordio. Questo è proprio un caso di storia per prendere in mano la legge e fare in modo che un personaggio del genere ci resti in carcere a vita e non stiamo qui a iniziare a sentire se è premeditazione o altre scusanti, perché non ci interessano.